Siamo qui al Teatro Trianon, grazie dell'invito generoso della signora Laurito e di tutto il Teatro Trianon per questo invito, per la loro sensibilità e per voler prendere parte di questa cosa importantissima, una cosa che ha un valore immenso per il popolo iraniano, un popolo che la voce non ha. Portiamo la voce di queste persone, queste donne a tutto il mondo. Loro vogliono solo essere sentiti e questo è un grande gesto, è un gesto immenso nei confronti di noi, tutte donne iraniane e in genere la donna, perché la donna vive un momento storico particolare, un momento di passaggio forse, e ha bisogno di appoggio, ha un percorso molto lungo per raggiungere la vera libertà, la libertà di popoli e la libertà di donna in particolare. Questo gesto simbolico è molto molto apprezzato, vale vite. E grazie agli organizzatori al Teatro Trianon, alla signora Laurito che ha voluto organizzare questa cosa. Laurito, scusatemi. E vorrei anch'io, come tante donne napoletane che si sono dimostrate solidali, vorrei regalare anch'io una ciocca di capelli. Grazie.